Amici, buongiorno. Consueta rassegna stampa domenica 10 gennaio 2021. Una rassegna stampa oggi domenicale, quindi un po' light, e naturalmente ringraziamo tutti quelli che ci seguono, quelli che ci ascoltano, quelli che ci consigliano. Ringraziamo naturalmente Promozione Italia e lo sponsor della giornata. Andiamo subito al dunque. Oggi privilegeremo notizie esclusivamente del Polesine e andiamo appunto sulle pagine sia del Gazzettino che della Voce e soprattutto del web. Veneto a rischio zona rossa, il governo prepara un nuovo giro di vite, anche l'Emilia verso la chiusura totale. Misure più rigide con 250 positivi sopra i 50 anni, ogni 100.000 abitanti. Saltiamo a pie pari la prima pagina del Gazzettino, andiamo sulla Voce di Rovigo, prima pagina, ristori o qui crolla tutto. Ed è effettivamente un dato di fatto questo, che tante aziende stanno chiudendo, tante aziende chiuderanno e tante aziende sono in difficoltà. Vedremo poi di approfondire un pochino con un po' di notizie che vengono anche dal web. E la prima pagina del Gazzettino di Rovigo c'è Gaffeo, vaccinazioni al CENS, Palazzo Nodari punta a replicare il modello organizzativo collaudato per l'anti-influenzale. Convocata la conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria per la messa a punto della campagna di immunizzazione. Poi vediamo un pochino il bilancio in Polesine. In Polesine sono stati eseguiti 166.235 tamponi, 157.000 tamponi rapidi. Purtroppo le persone attualmente positive in provincia sono 2.845 e le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva 3.415. Per quanto riguarda le vaccinazioni Covid, in provincia di Rovigo 4.455 e nelle RSA della provincia ospiti e operatori 1.884. Tra gli operatori sanitari dell'azienda ULSS del territorio delle strutture private, 2.571 persone sono state vaccinate. C'è una fotografia che ricorda la vaccinazione del vaiolo. Io che sono abbastanza datato, ho queste stigmate qua. Ce l'avevate voi l'Ernesto sul braccio sinistro? Era questo che lo chiamavano in certe parti d'Italia. Da noi si chiamava El Varolo. La storia della vaccinazione inizia con il vaccino contro il vaiolo scoperto da Edward, di vaiolo lieve o in via di guarigione e nel suo innesto sotto la pelle alle persone sane. E poi, tanto per dire, ai nostri tempi si faceva la vaccinazione senza tanto reclamare. Abbiamo visto appunto anche sulla pagina della Voce di Rovigo e anche sul Gazzettino, dove ricaviamo appunto questo articolo. Centro deserto, troppi divieti, la gente ha paura. Negozi aperti ma pochissimi clienti, temono sanzioni e non si spostano. Bar e ristoranti consentito solo per l'asporto, ma questo non basta nemmeno a coprire le spese. Ecco, sottolineiamo questo fatto che effettivamente chi gira per qualsiasi centro, grande, piccolo, medio, vede che effettivamente la gente non consuma, non si muove, e questo è un fatto molto molto negativo che purtroppo porteremo le conseguenze nei prossimi mesi. Da un account personale su Facebook si vocifera, visto che stanno modificando i parametri ad hoc, che presto andremo col sorriso sulla bocca verso il colore rosso, con tutto quello che ne consegue: ulteriori sofferenze bancarie, chiusure, fallimento. Allora io mi domando e vi domando, dice appunto l'anonimo account di Facebook, ma dopo 12 mesi di calvario, almeno per molti, siamo proprio sicuri sia colpa nostra che siamo brutti e indisciplinati? Punto di domanda. Poi un'altra domanda che vi volevo fare: com'è andata a finire poi quell'assembramento per celebrare o per ricordare la morte di Maradona a Napoli? Sono aumentati i casi positivi? Non lo so, se qualcuno lo sa, se magari vuoi scriverlo qua sotto, ne saremo grati. Una notizia veramente negativa: tortura il figlio col ferro roventato, un padre padrone marocchino sottopone la famiglia a vessazioni marchiando a fuoco la mano di un piccolo. Questo è successo ad Adria. L'ira dell'uomo non conosceva limiti e spesso puniva la figlia di 5 anni passandole il peperoncino sulle labbra. No comment. C'è una notizia che ha colpito tutta la comunità tagliolese, ma non solo, visto anche il personaggio molto conosciuto. Architetto muore per malora a 50 anni, Daniele Dianna. Venerdì sera si era sentito male, visitato il pronto soccorso, doveva tornare per altri accertamenti. Ieri mattina si è alzato ed è stramazzato a terra, in lutto il mondo scout e della tagliolese. Lascia moglie e 3 figli. Ricordiamo Daniele per essere veramente persona che si è sempre impegnata nel sociale, era uno
degli animatori, ma soprattutto uno delle colonne portanti degli scout polesani, e era anche il figlio del nostro grandissimo amico e collega Giannino Dian, al quale riserviamo tutte le più sentite condoglianze. È veramente una cosa che ha colpito tutto il nostro paese, come ha colpito nel nostro paese la morte a Taglio di Po, la morte di Richard Tabor, generale in pensione, penso dell'esercito americano, che aveva sposato una tagliolese, la signora Luciana. Era una persona che si è distinto per la sua serietà, anche per la sua discrezione, e noi vogliamo ricordarlo, come vogliamo ricordare Stefano Mantovani di Ariano nel Polesine, frazione di Piano, e personalmente una delle persone più buone che io ho conosciuto. Altre notizie sempre del Polesine, del Basso Polesine in particolare. C'è un bel servizio su Made in Polesine, sulla eccellenza della Villa Cazen a Taglio di Po. Ringraziamo la famiglia Bennett che ci ha permesso, e la famiglia Avanzo che ci ha permesso di visitare appunto la villa, e vi consigliamo, vi indichiamo appunto quest'articolo che lo trovate sulla pagina Made in Polesine di Facebook. È abbastanza interessante. Gli amici del motoclub di Rosolina ci segnalano questo campione Veneto e Triveneto del 2020, classe 85, Tokyo Michel, che vediamo appunto in fotografia, sperando che la Ruspadina, che era un'eccellenza appunto di Rosolina Mare per tutto il periodo invernale, che quest'anno per questioni di Covid non è stata fatta, si possa ripetere il prossimo anno più forte che prima, e quindi a Tokyo Michel tutti i nostri complimenti. In questa versione light vogliamo anche fare gli auguri a Pino Longo, pizzaiolo famoso non solo nel nostro territorio ma in tutta Italia, uno dei promotori anche di un'associazione, ANSPI mi sembra si chiami, appunto, di pizzaioli italiani, che oggi compie gli anni. Non ci dirà mai quanti anni sono, ma comunque è ancora in forma, anche se ha messo una fotografia un pochino datata. Ciao Pino, auguri. Seguendo il web abbiamo questa vignetta di Crunchyk, penso si chiami così, che è emblematico di questo periodo. Sapete che Twitter ha bloccato in eternum l'account di Trump. Poi c'è sempre del web, per non dimenticare, è il 21 febbraio 2020. Il coronavirus, si aggrava la situazione in Cina. Giorgia Meloni afferma quarantena per chi viene dall'estero, la replica di Conte. Così si alimentano inutili allarmismi, la possibilità di diffusione del virus in Italia è pressoché remota. E qua siamo invece ancora alla zona arancione barra rossa, forse, speriamo di no. Ecco, fine di una versione light, spero vi piaccia anche questa, se vi gradite più questa o l'altra fatecelo sapere. Da Leandro Maggi, è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!